E c'è la protesta silenziosa dei commercianti da nord a sud. Nel giorno della festa dei lavoratori chiedono di tornare operativi prima di giugno. Caterina Proietti. Hanno consegnato le chiavi dei loro negozi al sindaco, insieme a queste hanno portato anche i manifesti mortuari delle loro attività. È la protesta che arriva da Codogno, il comune simbolo della tragedia del Covid, dove oltre alle vittime, dicono i commercianti, rischiamo di piangere anche per il lavoro che non c'è più. La richiesta di attenzione sul commercio riguarda nord e sud, le difficoltà sono le stesse, da 2 mesi le attività commerciali sono chiuse ovunque, mancati guadagni, ma mutui, affitti e spese identici. Dietro le vetrine di un bar ci sono i primi clienti, ma sono manichini, un esempio del rispetto delle distanze, ma anche una protesta silenziosa che arriva da Padova, dove i baristi chiedono di tornare dietro i banconi prima di giugno. Questa sirena è un grido d'allarme. Ormai abbiamo finito l'ossigeno, non c'è più storia. O cominciamo a aprire i nostri negozi o altrimenti sarà un problema sociale. A Villafranca, in Veneto, i commercianti del corso principale sono rimasti in piedi davanti ai propri negozi. Molti di loro, come gli altri, secondo il calendario della fase 2, dovranno tenere le saracinesche abbassate fino a giugno. I ristoratori di Palermo hanno scelto uno sciopero solidale. Si sono messi ai fornelli a cucinare 2000 piatti da distribuire alle famiglie bisognose. A Firenze, invece, alcuni rappresentanti di categoria hanno consegnato al sindaco 10 proposte per ripartire.